la programmazione dell'Istituto Veneto non poteva prevedere lo sciopero di oggi, che non si capisce neanche oggi che sviluppo abbia, e quindi siamo a ranghi un poco ridotti. Questa è l'ultima conferenza delle 9 che si sono svolte negli ultimi mesi e conclude dunque un ciclo che non voleva naturalmente trattare tutti gli aspetti che si sarebbero potuti trattare, ma voleva dare appunto una misura ragionevole e ragionata di alcuni aspetti fondamentali di questo 150° dell'Unità d'Italia. E a concludere avrebbe dovuto essere Settis, l'ultimo oratore, ma per motivi personali l'amico e collega Manlio Pastore Stocchi ha rimandato a oggi la sua conferenza. Pastore Stocchi non credo che abbia bisogno di troppe presentazioni. Fino all'anno scorso ha insegnato letteratura italiana a Padova, ma mi piace ricordare che prima di insegnare a Padova ha insegnato a Bergamo, sempre dentro i confini della Serenissima, quindi, ma è stato perfino a Roma, quindi all'inizio proprio, no? Da giovane laureato. Ma mi piace ricordare Bergamo perché la sua materia iniziale era filologia medievale e umanistica, e questa cifra si vede bene anche nella sua lunga attività successiva di professore di letteratura italiana. Pastore è infatti un perfetto conoscitore della lingua e della cultura latina e anche, cosa più rara, greca. E non ricordo se non il fatto che è accademico linceo, che a Padova ha anche diretto per parecchi anni, mi pare, la Scuola Galileiana di Studi Superiori. È nato studiando quel grande filone oggi abbastanza trascurato che è la letteratura italiana in lingua latina. Si è laureato su un'opera geografica del Boccaccio, che ha un titolo lunghissimo, che alla mia età ho rinunciato a imparare perché non ci sono mai riuscito, e che insomma si suole per brevità chiamare il De Montibus, Silvis, Lacobus et Flumi, insomma, lo dirai tu, perché io non sono capace, eccetera secuntur. E poi ha pubblicato insieme con Branca un codice molto difficile, la seconda miscellanea di Poliziano, della quale ha sostanzialmente fatto il complicato commento. Non vorrei però, l'opera più nota di Pastore è forse quella grande storia della cultura veneta da lui condiretta per l'editore Neri Pozza, un'opera che resta insostituita e probabilmente non si vede, resterà insostituita presumibilmente a lungo. E da questa base di cultura classica applicata alla letteratura italiana, poi Pastore si è allargato a studiare, non a toccare, e a occuparsi di tutto l'arco della nostra letteratura, da Dante, Petrarca e Boccaccio fino all'Ottocento. Ora, qual è la cifra di Pastore? Non è tanto facile dirlo, o per meglio dire, la formula, se di formula vogliamo parlare, è quella che Pastore è proprio un umanista. Per umanista intendo quello che si intendeva nel 400, quando gli studia humanitatis venivano definiti gli studi di umanità quia hominem perficiunt, cioè perché portano a compimento, fanno maturare l'umanità dell'uomo, agli antipodi, per capirci, di una pedagogia spontaneistica che potremmo grossolanamente definire di tipo russoviano, che oggi fa molte vittime, a mio modo di vedere, con tutto il rispetto per Rousseau. E che significa questo? Credo che
poi do la parola subito a Pastore, non voglio farla troppo lunga. Secondo me significa che la cifra di Pastore è quella dell'amore per i classici, non come fatto di erudizione, non solo per distanziarli e collocarli nel loro tempo storico, ma per fare quello che faceva il padre dell'umanesimo, Petrarca, il quale diceva: io leggo e rileggo Cicerone e tanti altri testi che lui padroneggiava divinamente, fino a farlo mio, medullitus, fino alle mie midolla, vale a dire farlo, interiorizzarlo e addirittura somatizzarlo, in modo da avere questa misura della razionalità e delle virtù degli antichi fatti propri e assimilati. È un po' il contrario di quello scrittore molto noto anche da noi, quello scrittore argentino che è Borges, no? Il quale invece è un po' bibliomane, ama il libro per il libro, vuole la biblioteca come suo orizzonte ideale. E non senza cattiveria Umberto Eco nel Nome della rosa pare che abbia alluso a Borges con il monaco spagnolo, severo inquisitore secondo il noto stereotipo, così come stereotipico è il personaggio inglese sperimentale, vabbè, insomma, ha fatto un po' questo libro sulla... E allora Borges è quello che mangia, che divora il secondo libro della poetica aristotelica, quello irrimediabilmente perduto, dove Aristotele, trattata la tragedia nel primo libro, si occupava nel secondo del comico. Ecco, Borges è con tutto il rispetto, che è uno scrittore bravo, sofisticato, coltissimo, però è proprio saturo di una cultura fine a se stessa. Non era questa la dimensione del Petrarca, e io credo che Pastore, appunto, abbia un po' questa prospettiva, forse sbaglio, ma forse no. A ogni modo, oggi lui ci parla dell'unità d'Italia prima dell'unità. Già in alcune conferenze, ricordo solo l'ultima molto bella di Settis, si è risaliti a tempi molto precedenti all'unità per studiare questo argomento così importante che è la tutela del patrimonio artistico. Vediamo che cosa ci racconta oggi Pastore, il quale poi sa molti tasti, conosce molti tasti dall'iconografia, dalla storia e tante altre, le letterature straniere, e oggi credo che ci darà qualche cosa di nuovo e di ben meditato. Ma è di rito che l'oratore così presentato ringrazi il presentatore ed esprima profonda gratitudine, cosa che non mi sento di fare, perché una presentazione così alta mi mette nella condizione di non poter dimostrare altro che la mia inadeguatezza al ritratto che è stato tracciato del mio troppo generoso presentatore. E quindi faremo il possibile. Il titolo è un titolo volutamente molto generico. Prima dell'unità allude a un periodo indeterminato, di estensione indeterminata, e dico subito che io mi rifaccio molto indietro. Mi rifaccio addirittura alla misura dei millenni che precedono la proclamazione del Regno d'Italia. Ma le mosse vorrei prenderle da una testimonianza, da una figura che con le vicende dell'unità d'Italia è stata così molto coinvolta, non positivamente, e cioè il principe Clemente von Metternich. Un tempo tutte le storie generali del Risorgimento italiano riportavano una frase di Metternich relativa alla condizione d'Italia
come mera espressione geografica che mai avrebbe saputo conseguire la consapevolezza e la dignità e la realtà di nazione. Poi gli storiografi hanno perso l'abitudine di basarsi sui dati precisi. La storiografia, anche quella pertinente al nostro Risorgimento, è stata piuttosto inquinata da imbratti ideologici, perdendo il contatto con gli eventi. Ora, tra questi eventi vi è appunto il giudizio, un tempo celeberrimo, di Metternich, che lo ripeté più volte in varie circostanze e in modo particolare proprio in quel tremendo 1847 in cui l'intero edificio costruito da Metternich, l'edificio cioè della restaurazione di cui la Santa Alleanza doveva essere originariamente patrona e come dire, custode, stava vistosamente collassando. Quasi non rendendosi conto del corso ormai precipitoso, inarrestabile, che stavano prendendo le vicende non solo d'Italia, ma anche di Germania e di Francia, per esempio, Metternich, con molta fiducia nelle proprie idee, inviò in primo luogo al proprio ambasciatore in Francia, il conte Apponyi, una direttiva in cui si leggono, nel linguaggio della diplomazia di allora, cioè in francese, queste parole. La parola Italia è una denominazione geografica, una qualificazione che conviene, è utile per la lingua, ma che non ha il valore politico che gli sforzi degli ideologi rivoluzionari tendono a imprimerle, e che è piena di pericoli per l'esistenza, per la stessa esistenza degli stati di cui si compone la penisola. Intravede il pericolo, ma lo minimizza in un certo senso. Questo pericolo non potrà mai realizzare quella unità che ai suoi occhi rimane così utopistica, perché l'unica realtà che è disposto a riconoscere è il fatto che Italia significhi semplicemente un luogo, una pezza, una toppa nella geografia d'Europa. E dopo questo messaggio, diciamo, riservato al proprio ambasciatore, Metternich ha redatto un memorandum che è stato inviato a tutti i governi europei, in particolare ai governi che avevano già decenni prima costituito la Santa Alleanza, dove ripete questa frase: l'Italia è una espressione geografica. E infine, come ulteriore direttiva al conte Apponyi, che avrebbe dovuto illustrare al governo francese il senso di questa dichiarazione, ribadisce: la parola Italia è una parola vuota di significato politico. E qui politico significa anche significato civile e nazionale, ovviamente. Ora, sarebbe troppo facile interpretare queste affermazioni come espressione di una incapacità di prevedere il corso degli eventi, forse anche di una certa sufficienza di diplomatico consumato, ma anche irrigidito nei giochi della politica. Se non fosse per un fatto paradossale su cui vorrei soffermarmi e che costituisce poi un po' il nucleo del discorso che qui fra pochi amici sto tenendo. E cioè che il paradosso è che Metternich aveva perfettamente ragione. L'Italia era ed è una espressione geografica, però non aveva capito che quell'essere espressione geografica implicava una prerogativa che è propria dell'Italia e di nessun'altra nazione europea, che in quanto espressione geografica si realizza in una forma, e questa forma è una forma definita, è una forma parlante, è un oggetto che è a similitudine di oggetti che ci sono familiari. In questo senso
Così come noi, di fronte a un disegno ben eseguito, percepiremmo immediatamente il difetto o l'incongruenza di una parte e idealmente ci sforzeremmo di riempire quella mancanza, di correggere quel difetto, di fronte alla forma precisa in cui si realizza, in cui si concreta l'espressione geografica Italia, possiamo capire come fosse particolarmente forte l'aspirazione a dare a quella forma compimento, a dare a quella forma realtà. Quindi ciò che a lui appariva mera espressione geografica, vuoto di significato politico, era invece il punto di partenza, era il movente di una concezione politica e civile d'Italia che ha attraversato i quasi 2 millenni che separano appunto il principe di Metternich da quello che ora vorrei proporvi come punto di partenza per questa ricerca della forma d'Italia, per questa ricerca di ciò che significa realmente, concretamente, l'essere l'Italia una peculiare espressione geografica. Gli antichi, infatti, si posero fin dalle origini della cartografia, ma in senso più generale della geografia, il problema di quale forma avesse l'Italia. Problema che, badate bene, non si pone negli stessi geografi antichi per altri paesi di cui parlano ampiamente. Una testimonianza significativa di questa ricerca di una forma è quella che ci propone agli inizi del I secolo d.C. il geografo greco Strabone nel trattato appunto in Geographica, in cui, venendo a parlare dell'Italia, per l'Italia affronta il problema della forma che l'Italia ha e scrive le parole che qui vedete alle mie spalle. Non è facile rappresentare mediante una sola figura geometrica l'Italia nel suo insieme. Dicono peraltro che si tratta di un promontorio triangolare esteso in direzione sud-est. La direzione è corretta. Avente il vertice allo stretto di Sicilia e con le Alpi per base. Si dovrebbe riconoscere anche uno dei lati, cioè quello che termina allo stretto ed è bagnato dal Mar Tirreno. Ma si chiama propriamente triangolo la figura che ha i lati rettilinei, mentre in questo caso sia la base sia il lato sono curvilinei. È meglio dunque riconoscere che di figure non geometriche non è agevole dare una definizione precisa. In sostanza Strabone si pone il problema della forma d'Italia. Adombra la possibilità di riconoscerla in un triangolo, ma conclude che essendo irregolare il perimetro della penisola, questa è un'approssimazione, questo riconoscere nel triangolo la figura d'Italia è un'approssimazione a cui non crede di poter dare troppo peso. Ma molto più precisa e più fortunata anche per la durata che ha avuto nei secoli, è la proposta di Plinio, qualche decennio più tardi, dove troviamo per la prima volta testimoniata per iscritto, anche se probabilmente non è la prima volta che è stata formulata questa ipotesi, la identificazione della forma d'Italia in una foglia di quercia. Questa identificazione è durata circa 1400 anni. Per 1400 anni l'Italia è stata una foglia di quercia. Poco importa se questo poi sia corretto o meno, l'importante è che già nella parte più antica della sua storia l'Italia, in quanto espressione geografica, è stata una figura precisa, una figura parlante. Il testo di Plinio è piuttosto complesso. La traduzione, come è possibile vedere, è una traduzione molto alla buona, ci dice appunto che l'immagine più appropriata dell'Italia è una foglia di quercia, molto più estesa in lunghezza che in larghezza, volgentesi a sinistra, con la parte superiore e terminante in figura di uno studio da Amazzone, là dove a metà del perimetro è chiamata Cocinto, protendendo per un golfo a forma di mezzaluna 2 promontori, Leucopetra a destra, Lacinio a sinistra. Ecco, questa è una
descrizione molto approssimata e anche piuttosto scura del Golfo di Taranto. Ma cerchiamo di capire le ragioni di questa formulazione. Perché l'Italia è una foglia di quercia? O perché addirittura scomodare le Amazzoni e il loro scudo? Ecco, questa è una foglia di quercia, è propriamente un rovere. Mi sono dovuto accontentare della foglia che sono riuscito a raggiungere saltando verso la chioma di una quercia. Come vedete è una foglia recente, una foglia giovane. Ora, in realtà possiamo capire la pertinenza di questa raffigurazione. La foglia di quercia, così disposta e con l'inclinazione verso sud-est suggerita da Plinio, è più larga nella parte superiore, nella parte inferiore ha una irregolarità tra il picciolo, diciamo, e il promontorio verso destra, che può far pensare per l'appunto ai due lembi del Golfo di Taranto. Lo scudo delle Amazzoni, o pelta, aveva una forma particolare che è rappresentata in questa pittura vasale. Questo non è un amazzone, come si capisce dalla barba, ed è anzi un sileno che imbraccia proprio uno scudo amazzonico, che era caratterizzato da quella incavatura, da quella incisione del perimetro a forma di mezzaluna. Naturalmente noi dobbiamo immaginarlo rovesciato, perché questo golfo, diciamo, ovviamente Plinio lo pensa in basso, alla fine di Italia. Quindi sono immagini che, come ho detto, per 1400 anni circa hanno convenientemente dato all'Italia una forma. C'è da aggiungere che questa definizione della forma in Plinio giunge alla fine di uno splendido elogio della bellezza d'Italia ed è uno dei connotati della bellezza d'Italia ai suoi occhi. Quindi è perciò stesso proposto come connotato peculiare, unico, che solo l'Italia, agli occhi di Plinio, può vantare. L'avere una forma, aver finalmente trovato quella forma riconoscibile che Strabone stentava a intravedere, ma che appunto Plinio invece vede e propone. Questa è una rappresentazione schematica fatta da me, che non sono un disegnatore, ecco, di come Plinio vedeva questa parte inferiore d'Italia, cioè l'odierno Golfo di Taranto, come dire il tacco e la punta di quello che ora noi pensiamo come uno stivale. Al centro c'è il promontorio, quello che lui chiama Cocinto, cioè una irregolarità nel perimetro del golfo. Può essere insufficiente, ma come ho detto se ne contentarono a lungo. Da dove veniva la legittimazione di questa immagine della foglia di quercia? Veniva ovviamente dalle imprecise raffigurazioni che la cartografia antica aveva dato del mondo e specificamente dell'Italia. Questo è un'immagine, è un planisfero che appartiene al più antico manoscritto giunto fino a noi della geografia di Tolomeo. Tutti conosciamo Tolomeo come astronomo, ma Tolomeo è stato anche un importantissimo geografo che ha scritto il più completo trattato di geografia fisica che l'antichità ci abbia lasciato. In un ramo della tradizione manoscritta di questo trattato il libro è accompagnato da un atlante, cioè da una raccolta di tavole, di cui questa è una rappresentazione relativamente tardiva, come è scritto, si viene attribuita al XIII-XIV secolo, però in sé è raffigurazione e copia molto fedele di un esemplare molto più antico, e quindi ci dà un po' l'immagine di come nell'antichità era visto, almeno all'epoca di Tolomeo, era visto l'universo. Vedete, l'Italia ha questa striscia di terra in alto a sinistra,
abbastanza irregolare nei contorni, ma l'Italia è raffigurata in un'altra carta dello stesso Atlante, dello stesso manoscritto Urbinate Greco 82. Eccola qui, come vedete, è un'Italia appunto in cui soprattutto la parte inferiore ricorda abbastanza fedelmente l'immagine di quella foglia di quercia che ho mostrato prima. Certo, i contorni sono molto più spigolosi, ma il tipo di irregolarità del perimetro è abbastanza vicino alla credatura dell'orlo della foglia di quercia. Questa è dunque l'Italia come la vedevano raffigurata gli antichi, ed era l'unico modo loro possibile per vederla raffigurata, non la vedevano dall'alto certamente, e spiega anche la fortuna di questa immagine che era ritenuta bella. Non dimentichiamo che alla quercia erano associati significati anche religiosi e mistici. La quercia era per esempio oggetto di culto in molte civiltà, non solo non italiane, non solo celtiche per esempio, ma nella stessa Italia. Quindi era un titolo di nobiltà e di bellezza. È interessante vedere che con l'umanesimo quel manoscritto greco viene fatto conoscere in Occidente agli umanisti italiani, il testo greco di Tolomeo viene tradotto in latino da Jacopo Angeli e l'Atlante che corredava quell'antico manoscritto viene riprodotto in forme molto più sontuose. E la base è sempre quella che ho mostrato prima, molto semplice, molto disadorna. Questa basata su quel modello, però come vedete è un piccolo particolare, mostra un'Italia che noi riconosciamo in una certa forma, ma noi riconosciamo ciò che sappiamo, allora non sapevano ancora tutti riconoscerla. L'unica cosa che si può vedere è che guardando il Golfo di Taranto, fra il tacco e la punta dell'Italia in basso, quel golfo è rappresentato con una curva molto regolare, cioè chi ha compilato questa carta, sappiamo chi è ma è inutile scendere in particolari, non solo ha tenuto presente quel modello originale dell'Atlante di Tolomeo, ma anche quello che dice Plinio, e quindi pur copiando quel modello ha tenuto presente il discorso sulla forma lunata dello scudo amazzonico, quindi la parte inferiore d'Italia è lunata. Qui sono raccolte alcune testimonianze che vanno dal V secolo d.C. al XIV secolo, l'età più o meno di Boccaccio, del Petrarca, e infine l'umanesimo pieno. Qui si può vedere che ancora nel XV secolo un umanista raffinato come Biondo Flavio, in un'opera che riguarda l'Italia intera, percorsa in tutti i suoi aspetti, però appunto l'Italia illustrata, ripete querno foglio ad similis. L'Italia è molto simile a una foglia di quercia. A metà 400 questa è l'immagine. Da notare che mentre Rutilio Namaziano nel V secolo, parlando della foglia di quercia, se uno vuol vedere nel suo insieme, vuol visualizzare in mente nel suo insieme la forma d'Italia, troverà che è come simile a una foglia di quercia. Rutilio Namaziano naturalmente ripete Plinio, non può fare altro. Fazio degli Uberti, metà del XIV secolo, l'Italia è tratta in forma di una fronda di quercia, lunga e stretta, eccetera. Vedete, è traduzione in una terzina del passo di Plinio o di Solino che aveva copiato Plinio. Biondo Flavio parla ancora querno folio ad similis, però qui non è scusabile Biondo Flavio, qui commette un errore di scarsa informazione o di scarso acume, perché non tiene conto che nel frattempo era intervenuto il vero padre della patria italiana, che non è Dante, ma è Petrarca. Petrarca introduce quella che per noi è la forma definitiva d'Italia, però vorrei soffermarmi a mo' di parentesi su un'altra tradizione che procede
in qualche modo parallela a quella che riguarda la forma dell'Italia, cioè la tradizione che riguarda il carattere degli italiani, che anch'essa, sebbene molto meno autorevole, molto più così, molto più inconsistente, a questo ha avuto un seguito e tuttora persiste in certi sciocchi blasoni in cui si cerca di sintetizzare il carattere nazionale di questo, di quello, dell'inglese, dello spagnolo, eccetera. Ecco, qui c'è un testo del IV secolo d.C., tratto da un trattato di astrologia molto apprezzato nel Medioevo, in una redazione parziale e poi in età umanistica, la Matsesis di Firmico Materno, dove lui parla degli influssi dei vari astri che influiscono appunto con le loro influenze sui caratteri nazionali e appunto ne ricava che in base ai rispettivi pianeti patroni, per così dire, i russi, oggi diremo russi, sciite, solo i russi così banditeggiano con la crudeltà di un'immane ferocia, gli italiani, e qui do la traduzione, si rendono sempre splendidissimi di regale nobiltà, dunque il sole non negherà mai a loro l'impero. Seguono altri blasoni, sciocchi blasoni, luoghi comuni, ma che noi abbiamo sentito ripetere fino ad oggi. Dunque i Galli sono sciocchi, sono stolidi, i Greci sono leggeri, sono fatui, gli Africani sono subdoli, i Siri sono avari, i Siculi sono acuti, gli Asiatici sono sempre lussuriosi e occupati dai piaceri, gli Spagnoli sono appunto caratterizzati invece da questa loro superbia, si innalza. Ora, sembrano così piccolezze da minuta erudizione, ma pensate che esiste una commedia di Goldoni, La vedova scaltra, in cui sono messi a partito proprio questi blasoni. La vedova scaltra ha 4 corteggiatori di diversa nazione, cioè un italiano, un inglese, un francese e uno spagnolo. Vuol sapere quale dei 4 merita la sua attenzione. Si traveste variamente, presentandosi ogni volta in sembianze diverse ai 4 pretendenti, e ciascuno rivela il suo carattere, che guarda caso, con l'eccezione degli inglesi che non c'erano ancora al tempo di Firmico Materno, cioè c'erano i britannici che era un'altra faccenda, ecco, rivelano proprio questi caratteri. Il francese è così, è un po' stolido, un po' così fatuo, lo spagnolo spagnoleggia, cioè, ecco, l'inglese è gelido, ricco ma gelido, e l'italiano naturalmente mostrerà proprio le virtù che già Firmico Materno aveva individuato e sarà privilegiato dalla vedova che insomma lo accetterà in sposo. Ecco, ho aperto questa parentesi per vedere come accanto al discorso della figura d'Italia procede il discorso anche sul carattere degli italiani, che in questo caso è lusinghiero, diciamo, nel caso di Firmico Materno, ha molto minor valore di quella che invece è la consistenza oggettiva dell'espressione geografica, che ne pensasse Metternich, ma ancora oggi, ecco, ha qualche parte nella nostra percezione dell'identità nazionale. Ecco, e si viene a un punto, in questo momento, a un punto di vera svolta, dove il discorso da meramente esterno, cioè meramente fondato così sul perimetro di questa curiosa parte d'Europa che è l'Italia, ecco, si viene a Dante. Dante, come ha dato numerosi contributi alla definizione dell'Italia, non come nazione ovviamente, perché non era percettibile questo valore nel senso che noi diamo alla parola, ma certo indicando alcuni punti caldi, per così dire, che poi in effetti hanno mostrato di essere stati segnalati dal grande Alighieri con molta perspicacia. Nel caso della lingua, per esempio, Dante riconosce la fondamentale unità della
lingua che si parla in Italia. Non perché non abbia la percezione delle differenze, che sono in primo luogo, mi pare, 14, ma qui parlando accanto a Bruni devo essere molto cauto, però in queste 14 varietà linguistiche che appunto sono comprese in quell'unità che è la parlata d'Italia, poi riconosce altre numerosissime varietà locali, tant'è che egli stesso ammette la varietà delle parlate in Italia è grandissima, il numero è molto elevato. È elevato il numero, però questo numero elevato, queste diversità si compongono in una unità linguistica, la lingua del sì, in opposizione alla lingua doc e alla lingua doil, ma anche, diciamo, lingua come espressione di cultura, cioè c'è anche questo presente nella commedia, questo tema del fatto che l'Italia dovrebbe essere privilegiata nel sistema dell'impero per le sue virtù, per la sua bellezza, per la sua, oggi diremmo, cultura. Tuttavia il testo di Dante è interessante anche per proprio sotto il profilo, come dire, geografico, perché al discorso sulla lingua Dante genialmente sottende il discorso sul territorio a cui questa lingua pertiene. E questo territorio viene descritto in un modo piuttosto complesso. È uscita di recente una raccolta delle opere di Dante in cui il commentatore qui un po' annaspa perché è difficile, Tavoni, insomma, non è che... Ecco, leggo, abbiate pazienza, l'avete sott'occhio, però lo leggo perché a volte l'inflessione della voce fa capire quali sono i punti. Diciamo dunque in primo luogo che l'Italia si divide in una parte destra e in una parte sinistra. Se poi uno volesse sapere qual è la linea divisoria, rispondiamo in breve. Premetto che la traduzione è mia e in certa misura anche la ricostruzione del testo è mia, perché il testo presenta dei punti così che nei manoscritti non sono molto ben testimoniati, è una ricostruzione che credo però legittima. Se poi uno volesse sapere qual è la linea divisoria, rispondiamo in breve che è la catena dell'Appennino, la quale, come il displuvio di un tetto, fa che le acque grondino di qua e di là in rivoli opposti. Lui pensa proprio al crinale, per dir così, di un tetto a spioventi. Così essa, la catena dell'Appennino, le fa scolare per lunghi canali verso i litorali delle due parti. Questo tratto è geniale non solo sotto il profilo geografico, ma anche sotto il profilo geologico. Dante qui individua il criterio appunto del displuvio, dei bacini fluviali, e si rende conto che dall'Appennino dipendono due bacini fluviali sui due lati d'Italia. Però tenete presente quel destro e quel sinistro. Insomma, il lato destro ha per collettore il Mar Tirreno, mentre il lato sinistro versa nell'Adriatico. E regioni del lato destro sono la Puglia, ma non tutta, Roma, il Ducato di Spoleto, la Toscana e la Marca genovese. Del lato sinistro invece una parte della Puglia. Qui la Puglia è, diciamo, in generale l'Italia meridionale, Calabria, Lucania e Puglia. Ma non tutta, Roma, il Ducato di Spoleto, la Toscana e la Marca genovese. Dal sinistro invece una parte della Puglia, la Marca anconitana, la Romagna, la Lombardia, la Marca trevigiana con Venezia. Il Friuli e l'Istria non possono che appartenere alla sinistra dell'Italia e le isole del Mar Tirreno, cioè la Sicilia e la Sardegna, non possono che appartenere o essere associate alla destra d'Italia. Vi sarete certamente accorti che destra e sinistra non sono usati nel senso nostro, cioè per noi che abbiamo di fronte una carta con il nord in alto e la punta d'Italia orientata a sud-est, ecco, l'Adriatico sta a sinistra, l'Adriatico sta a destra e il Tirreno sta a sinistra. Per noi non c'è dubbio che il Tirreno sia alla sinistra d'Italia e l'Adriatico a destra. Se l'Italia fosse stirata in senso, come dire, orizzontale, l'Adriatico starebbe sopra, sarebbe il mare superum degli antichi, e il Tirreno starebbe sotto, sarebbe il mare inferum. Certamente
destra e sinistra non rispondono a quella che è la nostra percezione di quella famosa espressione geografica. In realtà che cosa sta succedendo? Dante vede l'Italia con il nord in basso e il sud in alto. Per Dante si sale al sud e si scende al nord, contro quello che oggi comunemente si dice scendere al sud, salire a nord. Questo non è un arbitrio di Dante, può sconcertare il lettore del testo letterario, però questa era l'immagine che si aveva al tempo di Dante dell'Italia. Questa è una nota raffigurazione d'Italia di una carta annessa a un'opera, la Cronografia Magna, di un veneto, Paolino Veneto, che finì vescovo di Pozzuoli e morì nel 1344. Lo conobbe Boccaccio, per esempio, dice che era un chiacchierone, che era insomma non lo stima molto, ne trascrive delle parti in un suo scartafaccio, però le costella di insulti contro quello che secondo lui è uno sciocco. Però ha usato questa Cronografia Magna, che in realtà è un repertorio storico-geografico del mondo allora conosciuto, compreso l'Oriente, e che gli diede una grande importanza perché fu testo di riferimento per i progetti di crociata, progetti mai realizzati, del primo Trecento. Ora, nel corredo cartografico, come ho detto, assai importante, assai apprezzato dai geografi, per esempio da Roberto Almagià, che fu un raccoglitore, uno studioso assai autorevole di questi documenti, ecco, nel suo Atlante, diciamo così, questa è l'Italia. Le Alpi sono in basso, vedete, come potete vedere, il Golfo di Taranto in alto e la parte che per noi è affusolata e elegante con la punta appunto della Calabria, il tacco appunto della Puglia, ecco, qui ha un aspetto tozzo, sicché l'Italia viene a essere praticamente rappresentata come una specie di irregolare rettangolo. Si torna a quella idea del poligono, non più triangolo ma rettangolo, che abbiamo visto all'origine di questo percorso. Ma questo proprio è l'ultimo grido, l'ultimo respiro di quella vecchia concezione d'Italia, quale abbiamo visto molto rapidamente finora. Concezione che, torno a insistere, però è il supporto di una visione sostanzialmente unitaria di quella che a Metternich appariva come così una specie di astrazione buona semplicemente per disegnare le carte geografiche. E che non fosse un'astrazione, ma avesse profondità di significato la figura d'Italia, si vede in questo non molto conosciuto testo di Petrarca. Non è molto conosciuto per molte ragioni, anche perché non esiste un'edizione moderna completa della raccolta delle epistole metriche del Petrarca, poi ha sofferto anche di un'attribuzione e di una datazione non congrue. Io do la datazione che ritengo più probabile, 1344. Do un breve cenno di questa epistola metrica, di cui qui è riportato un brano, di cui leggerò la traduzione, insomma non preoccupatevi, non l'ho messa perché non ci stava nella scheda di PowerPoint, semplicemente per questo. Ecco, il discorso parte, Petrarca, come sapeva, amava coltivare, piantava a Milano, aveva messo su una specie di orto, insomma, annotava scrupolosamente quando aveva piantato la tale pianta nei margini dei suoi manoscritti. Possedeva un giardino dove c'erano dei peri che producevano delle pere a quanto pare favolose, buonissime. Lui a un certo punto ha l'idea di inviare un dono di queste pere a un amico. Si credeva che l'amico fosse Luchino Visconti, quindi un alto dignitario, un potente del mondo di allora a Milano, invece pare non sia lui, è un
un altro personaggio, un tal Giovanni de Fedulfis, molto meno noto, era un giurista amico di Petrarca. Gli invia queste pere, però dice: vedi come sono belle queste pere, ma sai perché sono così belle, perché sono così buone? Perché sono nate in Italia, perché l'Italia dove tutto è bello e tutto è buono. In Italia è bella e buona anche la forma, e qui inventa l'Italia moderna. Non abbiamo più la foglia di quercia, non abbiamo più lo scudo amazzonico, non abbiamo più il triangolo, non abbiamo più il rettangolo capovolto di Dante, abbiamo una gamba umana. Dice, l'Italia è bella perché rappresenta una gamba umana e lungo questa gamba, in alto larga come larga la coscia e via via affusolata fino al tallone e alla punta, fino all'alluce, ecco, in questa forma ogni città, ogni regione d'Italia si colloca nel punto più appropriato. Ecco dunque che col Petrarca percepiamo quello che io spero sia stato percepito anche prima, ma che col Petrarca diventa messaggio esplicito. La forma d'Italia è intrinseca alla superiore nobiltà d'Italia, è intrinseca alla nobiltà, alla identità italiana. Leggo una traduzione non mia di questo passo, una traduzione purtroppo un po' libera. Ampie sono le tue città, alte e minacciose le tue rocche, grande per senno, invitta per i popoli superbi, potente per terra e per mare, per il tuo stesso aspetto, ecco, sembri destinata all'impero, quasi tu voglia col tallone colpire il mondo. L'orgoglio nazionale legato alla figura finalmente identificata, questo è molto importante. E poi passa a mostrare come tutte le città italiane abbiano così un sovrappiù di gloria e di nobiltà proprio per la collocazione che hanno in questa forma. A mo' di sprone tu protendi la tua Otranto e opponi alle nordiche onde il bicipite Brindisi. Dalla parte che guarda il sol levante ti protegge la curva Crotone e la greca Taranto, pianta del tuo piede. Reggio è il tuo pollice e fa fronte agli zefiri. Napoli è a mezzo della gamba. Genova sull'alto del femore insieme con Pisa, che giace sul fiume Etrusco. Dall'altra parte Venezia e Ravenna con le sue antiche mura e Rimini, un tempo termine dell'impero, e Ancona che fronteggia la rabbia del mare Adriatico. Che dirò della grande Milano che con la sua forza alimenta il tuo cuore? E qui proseguo, non ho riportato il testo latino, proseguo con la sola traduzione. Che della potente Padova e della forte Verona? Che dirò di te, o dotta Bologna, e di te, Firenze, madre a me cara un tempo, ora squallida e lacerata da un popolo discorde e ormai incapace di reggerti? A che io canterò con lungo Carme l'uno e l'altro mare e i due lati del lunghissimo Appennino? I due mari e l'Appennino sono quelli di Dante, però sono qui nella posizione giusta, evidentemente. Immensa serie. È al centro Rieti. Rieti era considerato il centro, lo indica Petrarca come centro di questa espressione geografica. È sul valido Poplite Roma che tutto governa, signora del mondo, alma dimora di Giove e sede terrena di Dio, terrore dei popoli vinti, innalzata al cielo per innumerevoli trionfi. Salve, regione potente, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, poi prosegue, come proseguono spesso questi elogi d'Italia, abbandonando il presente per rifugiarsi nelle glorie del passato. Ecco, qui è nata in un certo senso quell'idea d'Italia, Vita e avventure di un'idea, è il sottotitolo del libro di Francesco Bruni che mi ispira evidentemente in questo discorso. Qui è nata appunto con la figura d'Italia l'idea di una identità e di una nobiltà dell'Italia.
Come avete visto, 100 anni dopo, Biondo Flavio non accoglie questo suggerimento di Petrarca. E questo è tipico della cultura umanistica, che noi pensiamo sempre come una cultura progressiva, una cultura completa, mentre ha in sé un limite fortissimo nell'ossequio verso gli antichi. Gli umanisti non ammettevano che dopo gli antichi vi fosse stato progresso. Quanto era stato detto e fatto dopo era necessariamente lungo una parabola discendente. Quindi, per esempio, l'umanesimo ignora tutto il progresso scientifico è stato un ingente progresso scientifico che si è venuto sviluppando nel Medioevo, preferendo la teoria di un Vitruvio, di un Plinio, di un Tolomeo, a quanto invece nel Medioevo era stato studiato, proposto, intuito. Il difetto dell'immagine d'Italia come gamba era questo, che era recente. Se Plinio dice che è una foglia di quercia, bisogna credere a Plinio perché è antico. E Biondo, che conosce benissimo Petrarca, ripete, l'abbiamo visto in una delle schede precedenti, che anche Biondo Flavio, a metà 400, dice l'Italia ha la forma di quercia. Ora, dico tra parentesi che Biondo Flavio, che appunto scrive un voluminosissimo libro in cui percorre l'intera Italia per ritrovarne tutti gli aspetti geografici, ma anche etnici, storici, archeologici, culturali e via dicendo, usa, lo dice lui, una carta geografica disegnata da Petrarca. È una di quelle ghiottonerie che noi non potremo mai assaggiare, perché questa fantomatica carta d'Italia disegnata da Petrarca, che Biondo Flavio utilizza molto dopo, più di circa 60 anni dopo la morte di Petrarca, è irrimediabilmente perduta. Io credo verosimile, poiché Biondo Flavio era onesto, non mentiva, aveva sicuramente una carta, e credo verosimile che Petrarca, dopo aver avuto questa intuizione dell'Italia come una gamba, abbia anche commissionato una carta geografica dove questa forma era messa in evidenza, così superando quelle raffigurazioni molto imprecise che abbiamo visto in precedenza. Lui aveva rapporto con disegnatori, con artisti anche altissimi, per esempio con Simone Martini, quindi non aveva difficoltà eventualmente nel farsi eseguire questo disegno. Il disegno è perduto, però sappiamo per esempio che in quella carta, lo dice Biondo Flavio, il corso del Po non corrispondeva a quello attuale del tempo del Flavio, cioè c'erano stati dei mutamenti nel basso corso del Po, come del resto sappiamo. Ecco, questo è abbastanza interessante. Usata la carta, ma non accettata la figura che su quella carta rappresentava l'Italia. La designazione dell'Italia come una gamba diventa poi ufficiale ed è ormai consolidata soltanto verso la prima metà del Cinquecento, abbiamo una data precisa, cioè come appare da questa scheda, nel 1530 Leandro Alberti pubblica una descrizione di tutta l'Italia e di isole pertinenti ad essa, un'opera fondamentale, molto voluminosa anch'essa, di cui sarebbe auspicabile un'edizione moderna commentata, che non si farà mai perché ormai mancano proprio le capacità e le forze, oltre alle risorse economiche, dove appunto ufficialmente l'Italia è designata nella forma che Petrarca aveva indicato. Dai moderni, e moderni qui si intende probabilmente proprio Petrarca, in rapporto agli antichi, cioè in rapporto a Plinio, è figurata l'Italia a similitudine di una gamba umana, cominciando dalla larghezza della coscia e trascorrendo infino all'estremità dei piedi. Invero, pare a me essere questa molto agiata similitudine, come di mano in mano dimostrerò. Infatti in tutto il voluminoso libro si tiene conto di questa immagine. La gamba e non lo stivale. Perché? Perché gli stivali non esistevano ancora. Ecco, soltanto nel 600 si diffonderà la moda degli stivali alla scudiera, cioè degli stivali a trombone verso l'alto, quello che noi vediamo nei Tre Moschettieri, ecco, per intenderci. Ecco, e allora la gamba diventerà stivale e rimarrà stivale per sempre. Ecco,
questa espressione geografica, con una storia così complessa, così ricca, non era qualcosa di così futile e di così poco preoccupante per Metternich come il principe credeva. Procedo rapidamente verso la fine. Che cosa significa questa esistenza di una forma dell'Italia? Significa che l'unità, questa forma, cioè quello che è oggi il perimetro d'Italia, si configura, si conclama come causa finale del processo unitario. Se noi riflettiamo, nessun paese ha realizzato la propria fisionomia attuale perseguendo il compimento di una forma preesistente all'unità. Paesi che noi consideriamo come unitari quasi da sempre e comunque come paesi accentrati da molto più tempo che non l'Italia, ci accorgiamo che per esempio la Francia sia venuta crescendo in modo casuale, non cercando di organizzare una forma che preesistesse e che occorresse riempire, ma per esempio aggregando il Regno di Navarra, il Ducato di Borgogna e altri territori. Pensiamo al Regno Unito, caso esemplare. Oggi noi pensiamo al Regno Unito come una istituzione nazionale e anche, come una struttura statale molto solida, però nasce così per aggregazioni, in tempi diversi e certamente per aggregazioni che non miravano a realizzare questa forma preesistente al Regno Unito, quale noi lo concepiamo. Pensiamo alla Spagna, lo stesso. È così vero quello che io dico che nessun altro paese rivendica a sé non so come chiamarla, una metafora come questa che è tipica dell'Italia, l'Italia stivale. Per esempio siamo stati noi italiani a chiamare la Nuova Zelanda stivale australe, perché abbiamo visto che agli antipodi dell'Italia ha una forma così che... E allora gli italiani hanno detto quello è lo stivale australe, non i neozelandesi. Però c'è un fatto molto singolare. La Francia negli ultimi decenni, dalla metà del secolo scorso, ha accettato questo principio, cioè di designarsi attraverso una forma. Oggi, se voi leggete i giornali, la Francia è l'hexagone, l'esagono. E la parola è stata in questo significato è stata introdotta dal generale de Gaulle negli anni 50, quando la Francia, uscendo da una crisi terribile, uscendo soprattutto da una riconsiderazione del perimetro nazionale, perché aveva perso quelli che erano dipartimenti africani, quelli erano considerati parte della Francia, erano dipartimenti, deve ridarsi un'identità e a questo si vota anche con una certa retorica, così il generale de Gaulle, il quale non trova di meglio che inventare per la Francia questa formula, hexagone. Tant'è vero che appunto l'espressione geografica che abbia una forma definita diventa profondamente significativa, diventa zoccolo della sostanza. E così appunto l'Italia. Da un certo punto di vista noi possiamo vedere la unità, il processo unitario, questa idea dell'unità d'Italia che attraversa tutta la nostra storia, da Plinio ma fino al Risorgimento, la possiamo vedere anche come tensione verso questa causa finale, come avrebbero detto i filosofi medievali, che è una forma da realizzare, una forma dove è necessario che ogni pezzo si componga in una unità, abbattendo i confini interni e dando omogeneità al contenuto di questa forma, di questa espressione geografica. Naturalmente i testi che confermano questa concezione sarebbero moltissimi, alcuni sono noti, da Petrarca, Canzone dell'Italia, fino a Leopardi, ma non basterebbero le settimane per recensirli tutti. Io ho scelto un testo molto praticamente sconosciuto di un'autrice che credo nessuno conosca, di cui devo confessare anch'io so molto poco. Si tratta di questa Elena Riccoboni Balletti, che fu una delle più antiche socie dell'Accademia d'Arcadia.
quell'accademia spesso bollata così di futilità e che invece è uno dei principali protagonisti del processo di unificazione, non dell'Italia ma dell'idea dell'unificazione italiana, come ben sa, perché ogni tanto lo tormento con questo mio pensiero, l'amico qui Bruni. Ecco, in una raccolta di rime arcadiche c'è questo sonetto di questa signora Elena Riccoboni Balletti, un sonetto edito nel 1714 ed è scritto in un'occasione che fa pensare, l'ho scelto non solo per la sua pertinenza al nostro tema, ma per la sua attualità. È un sonetto d'occasione. Pietro Pariati, per la partenza del signor Pietro Pariati era un letterato italiano che nel 14 riceve il titolo di poeta cesareo a Vienna. Ecco, apre quella serie di poeti cesarei che dopo di lui vede Apostolo Zeno e dopo Apostolo Zeno Metastasio. Gli italiani andavano a Vienna in posizioni di grande prestigio. Pietro Pariati è un letterato di una certa importanza, appunto, che per il decoro della sua arte fu chiamato a questo alto ufficio. Ecco, questo sonetto che dovrebbe celebrare festosamente la nomina del Pariati è in realtà un lamento. Perché? Perché c'è la fuga dei cervelli, perché gli italiani d'ingegno vanno all'estero e l'Italia si impoverisce. Italia che è vista esattamente come la vediamo noi, come una nazione unita, anche se non lo è, ma è un insieme compatto. Ecco, Italia, Italia, dei tuoi danni ogni ora s'arma in pro d'altro cielo ingiusto il fato, cioè il fato ingiustamente si arma per danneggiarti a favore di un altro cielo, cioè la Vienna l'estero. Già ti tolse lo scettro e sempre irato ti vuol negletta e senza forze ancora. Sol mercé dei tuoi vati in te si onora l'alta memoria del sublime stato. Ecco, solo i poeti possono così conservare la nobiltà di quella grandezza che è ormai passata. E il vano immaginar dell'esser stato fa la tua gloria e il tuo rossor talora. Cioè l'Italia che si perde a rimpiangere e a vantare il passato, in realtà sì, è una gloria ma è anche una vergogna, perché il presente non corrisponde a quel passato. E perché più nei mali tuoi si indura, il soggetto è sempre il fato, oggi dell'Istro, cioè del Danubio, ad arricchir la sponda porta quel cigno che dal sen ti fura. Il fato ti rapisce questo poeta e lo porta in riva al Danubio. Ma però non sarà che men seconda ti sia la dea che dei suoi carmi a cura, se per il tuo amor solo è ver lui feconda, cioè continuerà a essere assistito dalla musa, insomma farà una bella figura, ecco, diciamola buona. Voi vedete l'attualità di questo concetto è proprio esattamente il lamento sulla fuga dei cervelli, ma perché si possa parlare di fuga dei cervelli ci deve essere un luogo concluso, un perimetro da cui questi cervelli fuggono. E questa è quest'idea unitaria d'Italia prima dell'unità. In questa signora semisconosciuta che ho scelto proprio perché non è che manchino testimonianze anche più illustri di questo sentimento di una unità sostanziale preunitaria, ma perché questo dimostra che quel sentimento era ormai diffuso a tutti i livelli, anche a livello di queste signore che sapevano scrivere decorosi versi. Vado finendo. Ecco, questa è un'immagine presa da un moderno Atlante storico che rappresenta l'Italia dopo la Restaurazione, più o meno dopo il congresso di Vienna. Ecco, come vedete, un'Italia molto policroma. Qui se c'è qualche scienziato si ricorderà che c'è un famoso problema di topologia che riguarda il numero di colori necessario per rappresentare su una carta stati differenti senza che colori uguali si tocchino fra loro. È un problema appunto interessante. Ecco, qui
è un'Italia. Questa però è una rappresentazione moderna fatta a scopo, come dire, didascalico, per mostrare agli studiosi, attraverso questa policromia, quale fosse la condizione d'Italia fra stati e staterelli. Insomma, si vede in basso color ocra, mi pare, insomma, non so dire che colore, c'è il regno delle due Sicilie, fra l'acqua salata e l'acqua santa, come diceva Ferdinando II di Borbone. Poi lo Stato della Chiesa che taglia l'Italia, poi gli altri stati, il Lombardo-Veneto, il Regno di Piemonte. Ecco, la nostra sorpresa scatta quando passiamo a una rappresentazione non tardiva come questa, non odierna dell'Italia del 1821-22, ma passiamo a questa immagine. Questa è una carta non fisica, una carta politica, geopolitica, del 1822. Questa è una carta di un Atlante, nuovo Atlante, lo dice la didascalia che ho messo lì, nuovo Atlante di geografia moderna ad uso delle scuole ginnasiali, Milano 1822. Nella capitale del Lombardo-Veneto, dopo la conclusione dura dei Monti del 21, dopo la riaffermazione della validità dei principi affermati con il Concilio di Vienna, la rappresentazione dell'Italia sfuma sulle differenze locali. Chi vedesse questa carta a prima vista non intuirebbe la reale situazione geopolitica, vedrebbe un'unità. Questo nelle scuole imperial regge. Ecco, questo ci dice che persino, come dire, dalla parte del nemico dell'unità, questa idea era ormai, forse involontariamente, accolta. Come vedete, il cartiglio lì in alto della carta dice Italia, non dice Stati d'Italia. Ecco, qui l'Italia, io non ho riportato la didascalia, ma qui si dice gli Stati d'Italia nel 1821, nella carta moderna. La carta austriaca, cioè diciamo austriaca, Imperial Regio Lombardo-Veneto del 22, dice semplicemente Italia e non evidenzia in alcun modo quella divisione che evidentemente, come dire, impallidisce di fronte alla forza icastica di quella icona che è ormai diventata l'Italia in quanto espressione geografica. Voi ricordate Sant'Ambrogio di Giusti, un poeta, un grande poeta italiano, oggi quasi dimenticato. Giusti si rivolge a un dignitario imperial regio di Milano e dice: ma come, non hai letto I Promessi Sposi? Dice: non c'hai tempo. Intendo. Il suo cervello, Dio lo riposi, in tutt'altre faccende affaccendato, a queste cose è morto e sotterrato. Ecco, anche il principe di Metternich, grandissima personalità, ecco, in certe cose aveva il cervello ormai morto e sotterrato. Quando parlava di Italia come mera espressione geografica vuota di significato, quando diceva che in fondo non c'era da preoccuparsi se qualcuno parlava dell'Italia, perché tanto erano parole vuote di senso, dimenticava che nel 1836, cioè 11 anni prima che lui scrivesse queste parole ai vari ministeri e ai vari ambasciatori d'Europa, Giuseppe Giusti aveva scritto una poesia intitolata Lo Stivale, una poesia che oggi nessuno legge, ma chi ha i capelli bianchi forse ricorda. Una bella, grande poesia, 1836, dove lo stivale risponde anticipatamente al principe di Metternich. Qui ho riportato l'inizio di questo, l'inizio e la fine. Giusti è un poeta di una attualità assoluta.
un poeta che appunto nessuno legge perché ormai si è consolidata l'idea della letteratura italiana, in particolare come letteratura noiosa. I testi che non sono noiosi non vengono mai fatti leggere, per paura che ci si diverta leggendo la letteratura. Ecco, e parla lo stivale. Ecco, io non sono della solita vacchetta, la vacchetta cioè la pelle di vacca, né sono uno stival da contadino. E se paio tagliato con l'accetta, cioè irregolare nei contorni, chi lavorò non era un ciabattino, mi fece a doppie suola e alla scudiera e per servir da bosco e da riviera, cioè per tutti gli usi. Qui c'è anche un'allusione alla varietà del paesaggio italiano. Tacconato di solida impuntura, ho l'orlo in cima e in mezzo la costura. L'orlo sono le Alpi, la costura sono gli Appennini. Conosciamo già da molti dei testi che abbiamo visto come questi siano gli elementi della figura d'Italia che colpiscono, però qui Giusti sta parafrasando Petrarca, il bel paese che Appennin parte e il mar circonda, è l'Alpe. Queste sono parole di Petrarca, il padre vero d'Italia. E poi vedete un po', qua sono turchino, qui allude non ai colori della carta geografica, ma ai colori araldici delle dinastie che dominavano l'Italia. Allora, qua sono turchino, i Savoia, là rosso e bianco, Toscana, e quassù giallo e nero, cioè il Lombardo-Veneto. Insomma, a toppe come un arlecchino. Se volete rimettervi davvero, fatemi con prudenza e con amore tutto d'un pezzo e tutto d'un colore. Vedete come queste parole siano fresche, vive e attuali. Basta cambiare i colori, mettere per esempio il verde al posto del giallo e il nero e qualcosa forse si scoprirebbe della perenne attualità del discorso di Giusti. Ecco, e appunto conclude, non ho riportato la conclusione, scavizzolato all'ultimo se v'è un uomo purché sia, cioè questo che dovrebbe ridare unità all'Italia, che sarà poi, piaccia o non piaccia, Vittorio Emanuele II. Scavizzolato all'ultimo se v'è un uomo purché sia, fuorché poltrone, e se quando costui mi trovo in pie, cioè quando divento Stato unitario sotto questo governo che abbia forza e dignità, e se quando a costui mi trovo in pie si figurasse qualche buon padrone, detto ironicamente qualcuno che volesse nuovamente impadronirsi d'Italia, da far con meco il solito mestiere, lo piglieremo a calci nel sedere. Questa era la espressione geografica vuota di senso di cui ciarlava nella sua corrispondenza diplomatica il principe Clemens von Metternich. Grazie.